Nuova protesta degli operai della Pometon a Maerne di Martellago. L'iniziativa delle maestranze e dei sindacati è stata decisa contro i licenziamenti di 19 dipendenti, a cui è stata inviata la lettera che li sospende dall'attività lavorativa al termine del contratto di solidarietà. L'azienda metallurgica, da tempo in crisi, non ha ritenuto di utilizzare gli ammortizzatori sociali. L'assurdo della situazione è che noi stiamo lottando per andare in cassa integrazione, una cassa integrazione che c'è, basta che l'azienda la chieda. Questa è la cosa più assurda che ci possa essere. Per 10 lavoratori la possibilità di mettersi in aspettativa senza stipendio nella speranza che l'economia riparta e con essa la produzione nello stabilimento. Ma il sindacato definisce irricevibile la proposta. L'azienda dice che sono esuberi, che non si tratta di un... secondo lei sono esuberi, però contemporaneamente a 10 dei 19 licenziati dà la possibilità di mettersi in aspettativa per un anno, perché dice che fra un anno ci sarà lavoro. Allora, se fra un anno l'azienda prevede che c'è lavoro, io penso che si poteva usare un altro modo per traghettare questa azienda e i lavoratori da qui a un anno. L'assenza di investimenti, il declino della fabbrica e i licenziamenti di questi giorni, prosegue il sindacato, certificano il fallimento del gruppo dirigente. Noi abbiamo un tavolo aperto con il prefetto, chiediamo che si possa utilizzare la CIGO, la cassa integrazione ordinaria, e pensiamo che si possa utilizzare anche una mobilità volontaria incentivata per chi vuole uscire da questa azienda, magari perché è vicino alla pensione o altro, insomma, o per altri motivi. Chiediamo, sostiene ancora la FIOM, il ritiro dei licenziamenti, il rilancio dello stabilimento, la salvaguardia dell'occupazione e dei redditi di centinaia di famiglie.